I primi ricordi della vita sono ricordi visivi. Un docufilm ci riporta gli anni giovanili di Pierpaolo Pasolini, quelli vissuti durante gli anni 40 a Casarsa, nel paese della madre. Il titolo è In un futuro aprile. Il lavoro, realizzato nel 2019, è una sorta di viaggio alla scoperta di Pasolini attraverso la voce di suo cugino, lo scrittore e poeta Nico Naldini. Il documentario, diretto dal campano Francesco Costabile e dall'udinese Federico Savonitto, sarà presentato in anteprima italiana al Biograph Film Festival 2020 a Bologna a metà giugno, in concorso nella sezione Biograph Film Italia. Il video è prodotto dalla Altre Forme di Udine in associazione con il Centro Studi Pierpaolo Pasolini, Cinema Zero, archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, Kublai Film. Nella pellicola viene raccontato il periodo nel quale Pasolini scoprì il paesaggio friulano, la lingua e le tradizioni del mondo contadino e sperimentò le prime avventure amorose con alcuni giovani del posto. Il contatto con questa realtà lo portò anche all'impegno politico nel Partito Comunista e all'esperienza dell'insegnamento scolastico. La storia di quegli anni viene narrata da Nico Naldini, che svela due percorsi di vita inevitabilmente connessi. Entrambi in quel momento assorbono la violenza estetica ed erotica di un mondo sconosciuto che si svela nella sua cruda realtà, un universo che influenzerà tutta la successiva opera pasoliniana. Il film, girato a Casarsa, nei luoghi pasoliniani e per il quale sono state utilizzate alcune comparse, ha ottenuto il supporto del Fondo Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, FVG Film Commission, Fondazione Friuli ed è distribuito a livello internazionale dalla Cat & Dogs di Parigi. Il docufilm è stato selezionato anche al Minsk International Film Festival di Istapad, in programma a novembre nella sezione Films About Cinema. Naturalmente con l'odio non si fa nulla, infatti non sono riuscito a scrivere mai una sola parola che descrivesse o si occupasse o denunciasse il tipo umano piccolo borghese italiano. Il mio senso di repulsione è così forte che non riesco a scriverne.